Escono dal carcere Patrizia Badì e Maria Marini. A 48 ore dalla festa di San Marco, il Tribunale del riesame di Brescia ha fatto tornare in libertà 2 tra le donne coinvolte nell'inchiesta dei carabinieri del ROS. Poco dopo mezzogiorno si sono aperte le porte del carcere veneziano della Giudecca per Maria Marini, trevigiana, e quelle di Montorio per la veronese Patrizia Badì, tra i leader dei forconi veneti. In carcere adesso restano 4 persone, tra cui l'irriducibile Luigi Faccia, l'unico a essersi proclamato prigioniero politico. Un impianto accusatorio che si sgretola di giorno in giorno, secondo uno dei difensori dei venetisti. Tutte le nostre richieste sono state accolte. Ormai direi che l'impianto accusatorio si va sgretolando giorno dopo giorno e questo dimostra una volta di più come è il posto giusto per tutte queste persone sia a casa e non certamente in carcere. Un 25 aprile che si infiamma di ora in ora e mentre si rincorre il tam tam che invita i veneti in piazza San Marco, cuore della Serenissima, a Venezia ci saranno i venetisti scarcerati Franco Rocchetta e Lucio Chiavegato, una presenza non gradita ai partigiani per cui il 25 aprile ha un unico e chiaro significato, è la festa della liberazione. Il 25 aprile è la festa della liberazione, se poi San Marco cade anche il 25 aprile non lo so. Io San Marco non l'ho visto in montagna e penso che San Marco non si sia battuto per la libertà del paese. Oggi noi, domani, dopodomani, anzi non domani, festeggeremo la liberazione dell'Italia. Rispondono gli indipendentisti e in particolare i rappresentanti dell'autoproclamato governo veneto. Noi non siamo in contrapposizione con lo spirito partigiano, antifascista, eccetera, che ci interessa poco in questo momento. È grave invece che la Repubblica Italiana abbia oscurato questa importante festa popolare identitaria del popolo veneto. Gardin, con 10 deputati del governo veneto, per la prima volta sarà presente in modo ufficiale alla solenne celebrazione della mattinata in Basilica presieduta dal patriarca Francesco Moraglia. Al patriarcato hanno fatto richiesta ufficiale di essere invitati tra le autorità. La Chiesa veneziana per ora non ha risposto, ma comunica che nessuno sarà escluso dalla Basilica se vorrà partecipare in modo pacifico. Non arretrano di un passo i venetisti che invitano tutti ai 2 appuntamenti del pomeriggio del 25, alle 16 per una festa in piazza e prima alle 15 alla processione. La processione la facciamo lo stesso perché è un diritto dovere dei veneti di essere se stessi.